Smaltivano illegalmente rifiuti speciali pericolosi provenienti da tutta Italia. 7 persone sono state indagate ed una discarica è stata sequestrata a Camastra. Al termine di una complessa indagine del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, in collaborazione con il personale del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Agrigento, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo. Il sequestro ha riguardato tutti i beni di una società con sede a Camastra che ha in gestione la discarica, nonché il sequestro della somma di più di 2 milioni di euro, inclusi contanti, beni immobili, quote societarie e di altro tipo. L'indagine attivata nel marzo 2014 ha consentito di delineare il modus operandi di un sodalizio criminale responsabile del reato di traffico illecito di rifiuti, di numerosi reati ambientali, nonché dell'illecito configurante la responsabilità amministrativa della società. In particolare le investigazioni svolte anche attraverso attività di intercettazione hanno dimostrato come la pratica fraudolenta di declassificazione dei rifiuti costituisse il vero e proprio oggetto sociale perseguito stabilmente dall'impresa di servizi ambientali con la finalità di ricevere e illecitamente smaltire abusivamente nella discarica di Camastra rifiuti speciali pericolosi provenienti praticamente da tutto il territorio nazionale, artatamente declassificati come non pericolosi. Questa operazione è stata possibile avvalendosi di un laboratorio chimico compiacente di Catania in grado di manipolare i risultati delle analisi dei campioni dei rifiuti, dicono gli inquirenti. E spostiamoci ad Agrigento, ma per parlare della raccolta differenziata. Gli operatori ecologici dell'ISEE da scuola per svolgere al meglio il servizio. Si è concluso ieri nei locali dell'azienda capofila dell'RTI, che ha in appalto il servizio di raccolta differenziata ad Agrigento, le 2 giorni di formazione professionale dedicata agli operatori che si occupano del servizio porta a porto in città. E questo perché sono proprio loro nei turbini giornalmente a confrontarsi con tanti cittadini e attività commerciali che non hanno ancora del tutto recepito quelle che sono le indicazioni per effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti. Le perplessità maggiori, si legge in una nota dell'ISED, hanno riguardato quelle relative alla raccolta di oli delle officine, degli scarti prodotti dai chioschi di frutta e verdura e all'utilizzo dei vari tipi di sacchetti che servono a seconda del tipo di rifiuti da lasciare nei mastelli. Operai che non sanno bene come comportarsi quando trovano sacchetti e mastelli di plastica appesi dai balconi delle abitazioni private o quando all'interno dei sacchetti di un materiale ne trovano dell'altro. Ed intanto per le zone limitrofe al Villaggio Museo, le parti periferiche di Zingarello e Cannatello in cui il porta a porta non arriva materialmente sotto casa, è stata aperta un'isola ecologica a Zingarello dove i cittadini possono andare a conferire i rifiuti differenziati. Intanto continua il percorso di ricerca e multa degli incivili ad opera della Polizia Municipale di Agrigento. Altri 4 cittadini hanno visto recapitarsi una multa da 650 euro ciascuno.